L'ombra nera del califfato che incombe minacciosa sulla Marca trevigiana. Prima il Viminale che indica il nord-est tra le aree del paese più a rischio, poi la blacklist del ministero con i nomi dei possibili jihadisti e tra questi quello di un imam, Bilal Bosnik, che nel 2013, secondo gli investigatori, predicò anche nel centro islamico di Castelfranco e sempre qui, stando alle indagini, avrebbe incontrato Ismar Mesinovic, il combattente morto in Siria lo scorso marzo e padre del piccolo di 3 anni sparito dal bellunese di cui non si hanno più notizie. Secondo gli inquirenti, nella Marca Bosnik avrebbe svolto attività di proselitismo per reclutare giovani da avviare alla guerra santa. Nel settembre scorso l'imam viene arrestato in Bosnia, ma gli investigatori ora stanno cercando di capire come si sia mosso Bosnik di ricostruire le sue attività prima dell'arresto. Anche per questo Castelfranco è particolarmente attenzionata dalle forze dell'ordine e all'indomani di queste notizie la preoccupazione è palpabile, anche se, assicura il primo cittadino Luciano Dussin, la comunità islamica è ben integrata nel tessuto sociale. Con questi io non ho francamente da sindaco mai avuto lamentele nei loro comportamenti da nessuno, neanche dai vicinanti. L'attenzione dunque è elevata e anche l'amministrazione comunale fa il possibile per evitare il proliferare di movimenti jihadisti. L'allarmismo gratuito no, l'attenzione c'è perché, ripeto, qui noi abbiamo ipercontrolli prima di dare garanzie di accogliere qualcuno. Siamo sempre in contatto con la questura di Treviso.